Allora, oggi qui al nostro Hot Corner abbiamo Pupi Avati. Buonasera Pupi, come sta? Buonasera, bene Tutto lei? bene? Bene, bene, grazie. Allora, qui a Benevento al Festival del Cinema e della Televisione riceve il premio alla carriera, Mhm. quindi io volevo fare un viaggio un po' all'indietro nel suo percorso, insomma, perché è stato veramente un viaggio. Cosa ricorda del 68 di quel Balsamus da cui partì tutto? Beh, ricordo l'entusiasmo di una prima volta, la scoperta del cinema, l'invenzione del cinema da parte di chi non l'aveva mai fatto come noi, quindi un clima totalmente sessantottino, Ah, sì. di chi improvvisava le cose, era un mondo occidentale contrariamente a quello di odierno, completamente all'opposto, dove tutto era possibile, i sogni erano possibili, tu potevi dire e fare quello che voleva, nessuno ti tacitava. Era un mondo anche un po' molto sregolato, che ha prodotto anche dei grandi danni, ma che ha dato anche delle grandi opportunità. Ma in quel momento lì, se le avessero detto che nel 2021 ancora avrebbe fatto film, cioè più di 50 anni dopo, cosa avrebbe pensato? C'era Ma già nell'orizzonte? fare un primo film mi sembrava una cosa impossibile, quindi immagini pensare di averne fatti più di 50. Era tutto al di là della mia immaginazione. Si è realizzato quello che non avevo osato sicuramente sperare né immaginare. Ma questo mestiere è un mestiere fatto così, queste professioni sono professioni fatte così, hanno a che fare molto spesso con cadute verticali, momenti di depressione, di disastri totali, voglia di rinunciare, scappare, non farsi riconoscere dalle persone, a momenti invece al contrario, in cui tutte le cose improvvisamente vanno bene. Insomma, è un'alternanza di temperature alle quali si è esposto, per le quali infatti io ho avuto già un infarto, ho avuto diversi problemi che sono i classici problemi di chi avverte continuamente su di sé l'abbattersi delle cose negative ma anche di quelle positive, perché poi mettendo in fila tutti i film che ho fatto nella mia carriera ci sono molte cose delle quali io sono veramente orgoglioso anche di averle fatte. Adesso sto per partire con un film su Dante Alighieri, cioè nessuno nella storia del cinema mondiale mi ha È vero, raccontato la vita di Dante Alighieri, per esempio. Quindi io di sfrontatezze di questo genere ne ho già affrontate diverse. esatto. Sente, tra le sue sfrontatezze a noi abbiamo un film che abbiamo nel cuore sia per il personaggio che per la pellicola e che quest'anno compie 30 anni perché lo portò a Cannes nel 91, che è Vix. Che ricordo ha di Vix? Che è un film meraviglioso, che noi amiamo molto, Beh, amiamo di Vix. Bigson ricordo di aver avuto questa opportunità di raccontare quello che è stato l'eroe del mio mondo musicale, del mio pantheon musicale, la ragione per la quale a un certo punto sono arrivato a diventare un musicista, anche se non affermato, però insomma ho trascorso sicuramente gli anni più sereni della mia vicenda umana con i miei amici andando per l'Europa con una jazz band, e lo debbo a Bix Beiderbecke, alla vita di Bix Beiderbecke che lessi da ragazzino, alla quale mi ispirai poi quando ho fatto il film. Quindi ho un ricordo di una delle opportunità che mi ha dato la vita, che hanno dell'inverosimile. Se lei pensa che sono proprietario della casa dove Nick Bix è nato, è vissuto e cresciuto a Davenport Nell'Aia, una casetta, tutto quello che vuole, però un museo. È una casa che abbiamo restaurato e che è historical place, quindi non potrà più essere abbattuta. Fantastico, bellissimo. Il jazz quanto l'ha aiutata poi nella sua carriera da regista? Che spesso torna, no? Ci sono dei film in cui Ma il lei... jazz mi sorregge tutto il giorno, io ascolto musica tutto il giorno, dovunque nel rammarico rabbioso dei miei congiunti che non lo sopportano. Come non sopportano il jazz? No, no, non piace, in casa mia non piace il jazz. E io tuttavia lo impongo attraverso poi i vari sistemi che nelle varie stanze dove mi muovo, soprattutto negli studi dove vado, c'è sempre questa musica sotto, queste cose sotto, e ogni copione che scrivo ha una sua colonna sonora
che adesso sono dei sistemi di riproduzione per cui tu puoi mettere lo stesso brano a loop, che va, che ricomincia, repeat. Ecco, una cosa che quando eravamo ragazzi col giradischi dovevi stare, dovevi rimetterlo su. Adesso non è così e allora tu individui il brano adatto per quel tipo di copione che scrivi e ascolti sempre perennemente quel tipo di brano che ti sorregge. La mattina quando cominci a scrivere fino alla sera c'è sempre quel brano e la mattina dopo c'è ancora quel brano. Ed è una cosa, è un supporto psicologico, ti crea un mood, un'atmosfera che sono quelli giusti per scrivere quella storia. Oggi cosa ascolta? Ancora i classici, Benny Goodman? No, ascolto anche gli stramoderni, ascolto tutto. Io sono onnivoro nei riguardi della musica, ma non solo il jazz, ascolto anche molto la musica classica, anche la musica moderna. Non ascolto il rock, il pop, i metallari, questa roba qui, i cantautori, pochissimo tranne il compianto e rimpianto Lucio. Con cui poi lei ha suonato per Sì, per diversi anni, sì. C'è un film che ama di più tra tutti quelli girati? No, non c'ha selezione? No, perché ogni film ha avuto una ragione d'essere, assomigliava a quello che sono stato quell'anno, in quel momento. Le ragioni per le quali l'ho fatto erano... Io le so dedurre rivedendo il film. Li rivede? Con un qualche disagio, perché mi rivedo come ero in quell'anno, quelli che erano... quella che era la mia visione del mondo di quell'anno, di quel tempo, e dalla quale ho preso le distanze, perché poi l'età che sembra nuocere soltanto, nel senso che ti invecchia, che ti appesantisce, che ti ritrovi con un fisico recalcitrante su tutti i fronti, però nello stesso tempo però l'età ti matura anche, ti insegna anche molte cose sulla vita, ti convince che quando avevi 30 anni probabilmente certi idealismi, certe visioni del mondo forse non erano così esatte, non valeva la pena spendersi dietro, ecco. Quindi l'età fa sì che io vedo i miei film di allora con una certa tenerezza, in modo quasi affettuoso, paterno, ma non rimpiangendo quello che sono stato, perché io penso che quello che sono stato sia anche il frutto di molta arroganza, di molta goliardia, di molta faciloneria, insomma. Adesso probabilmente la responsabilità nei riguardi del mezzo di cui dispongo è maggiore. Senta, le faccio l'ultima domanda. Lei ha diretto tantissimi grandi attori, da Tognazzi a Villaggio fino a Pozzetto all'ultimo film, anche il povero Nick 900. Dovesse sceglierne uno? Ma ci sono non farò mai una classifica, ma ci sono degli attori che mi hanno aiutato di più di altri a raccontare la storia, mi hanno fatto capire un po' meglio la storia che volevo raccontare attraverso un loro contributo, una loro sensibilità. E in genere sono le persone, sono gli attori più timidi, sono gli attori che hanno alle spalle, più che delle scuole di recitazione, la sofferenza del vivere, che è una grande scuola di sensibilità, sono le persone più vulnerabili, ecco, quelle migliori, quelle con le quali vorrei lavorare sempre. Grazie mille. Pupi Avati all'Hot Corner. Grazie a lei.